Il 16 febbraio si vota per il rinnovo del Consiglio regionale. Molti pensano che questa sia una campagna elettorale come tutte le altre. Non è così. La Sardegna attraversa una crisi economica senza precedenti. In 10 anni il centro-sinistra e il centro-destra hanno provocato 80.000 nuovi disoccupati. Il prodotto interno lordo della Sardegna, che è il misuratore dell'economia, è crollato di 7 punti in percentuale. La responsabilità sta nelle giunte regionali, quella di Soru e di Pigliaru prima, e poi quella di Capellacci e di Verdini. Hanno pensato ai loro affari, hanno pensato a proteggere i poteri forti a scapito della Sardegna e dei sardi. Ora occorre rimettere in moto questa Sardegna, questa nostra terra, questo nostro popolo che non può essere rassegnato ma che deve trovare la forza di reagire, una forza interiore per reagire a questa rassegnazione che è davvero un peso per la nostra terra e per il nostro sviluppo. Dobbiamo cercare di trovare le strade migliori e io e noi tutti della coalizione del popolo sardo abbiamo messo in campo un progetto alternativo. Il centro-sinistra e il centro-destra in questi anni ci hanno diviso la Sardegna, hanno diviso i sardi, hanno pensato però agli affari di Eni, di Enel, di Tirrenia e di Alitalia e hanno negato alla Sardegna i diritti fondamentali, quello dei trasporti, dell'energia, dello sviluppo economico, del riequilibrio insulare. Hanno pensato agli affaracci loro, hanno dimenticato che la Sardegna è una terra che ha bisogno di riequilibrare i suoi elementi fondamentali per lo sviluppo e per l'occupazione. Quegli 80.000 disoccupati creati prima da Soru, da Pigliaru e poi da Capellacci Verdini sono la misurazione del loro fallimento politico. Sulla Tirrenia i partiti nazionali, centro-sinistra e centro-destra, hanno imbrogliato la Sardegna. A Roma, quando si è trattato di approvare le convenzioni per la continuità territoriale da e per la Sardegna, per approvare la convenzione con la Tirrenia, il centro-sinistra e il centro-destra hanno deciso di approvarla. Avevo denunciato, avevo detto a tutti, si sta votando un provvedimento contro i sardi, perché in quella convenzione c'è scritto che per 2/3 dell'anno, la media e alta stagione, i sardi avrebbero pagato per 2/3 dell'anno appunto il 30% in più dei continentali. Eppure tutti i partiti, tutti i parlamentari, tutti gli altri parlamentari di centro-sinistra e centro-destra hanno votato contro i sardi e contro la Sardegna. Se ne sono fregati del nostro popolo e della nostra regione. Hanno preferito sposare la causa della Tirrenia, dei napoletani, dei liguri, di coloro che hanno gli interessi diretti su quella compagnia di navigazione. E la Sardegna ha perso 2,5 milioni di passeggeri, che significa posti di lavoro, significa economia, significa sviluppo, significa la capacità di dare delle risposte puntuali al turismo, a quel sistema economico che può generare occupazione e sviluppo. In questi anni il centro-sinistra e il centro-destra sono stati al governo del paese e hanno negato diritti fondamentali come per esempio quello del riequilibrio insulare. C'era bisogno di mettere la Sardegna alla pari delle altre regioni italiane ed europee. Tutto questo è stato negato perché hanno preferito proteggere l'Enel, per esempio, che fa pagare l'energia elettrica in Sardegna il 40% in più di qualsiasi altra regione italiana ed europea. Hanno fatto chiudere le fabbriche, da quelle del Sulcis per arrivare a quelle del nord, del centro Sardegna, solo perché hanno preferito difendere gli interessi dell'Enel e dell'Eni. La Sardegna è stata messa in ginocchio dal centro-sinistra e centro-destra, che hanno diviso i sardi. Noi purtroppo siamo un popolo che si è lasciato dividere dalle ideologie e non ha mai combattuto invece per la sua terra e per il suo popolo. È giunta l'ora di reagire ed è per questo motivo che noi abbiamo lanciato un progetto alternativo, tutto sardo, senza partiti nazionali, rompendo con i partiti nazionali. Io personalmente per 1200 volte in Parlamento ho votato contro le indicazioni dei partiti, ho votato contro le indicazioni dei partiti di maggioranza, ho cercato di difendere in tutti i modi la Sardegna trovando però dei muri di gomma dentro i partiti nazionali, di destra e di sinistra. Hanno tutti pensato all'interesse dei poteri forti a scapito della Sardegna e dei sardi. Bisogna reagire, bisogna trovare il coraggio per rimettere in marcia la nostra terra. Lo possiamo fare, dobbiamo farlo in tempi molto rapidi. Questo è un pullman con 1.650.000 abitanti a bordo che sta andando verso il baratro. Scegliere quello che abbiamo già visto, la certezza del fallimento della sinistra e della destra, significa portare verso il baratro questo pullman. Dobbiamo metterlo invece nelle mani sicure di chi può governare e di chi ha dato dimostrazione anche negli anni passati di saper dare risposte puntuali. Nel dato che io voglio richiamare, che mi piace ricordare, in quei pochi 20 mesi che ho governato la Sardegna sono stati attivati cantieri lavorando giorno e notte. Abbiamo messo a correre un grande cantiere Sardegna che ha consentito di riprendere l'economia. L'occupazione in quegli anni passò dal 23% al 17%, 6 punti in più di occupazione che segnarono l'inversione di tendenza. Il prodotto interno lordo della Sardegna in quegli anni, in quei 20 mesi, passò dall'1,1 della media nazionale al 2,3 della media regionale. Fu un dato che segnò l'inversione di tendenza. Per la prima volta l'economia della Sardegna riprese a correre. Fu l'anno dei grandi investimenti infrastrutturali, stradali, ferroviari e anche idrici, che consentirono di superare per esempio la grande emergenza idrica
idrica della città di Cagliari, mettendo a correre un progetto che fu straordinario, quello di collegare i due più grandi bacini idrografici della Sardegna, il Tirso e il Flumendosa, per dare acqua all'altra sponda della Sardegna, quella del sud, che era senza acqua né nell'agricoltura e tantomeno nella stessa città di Cagliari. Da allora, con quella condotta che trasferì dal centro della Sardegna 200 milioni di metri cubi d'acqua, la stessa città di Cagliari, la capitale della Sardegna, superò tutti i problemi della crisi idrica. Mettemmo a correre per esempio la realizzazione di alcune tratte ferroviarie importanti, quelle che abbatterono notevolmente i ritardi che pure sono stati accumulati gli anni dopo, perché niente fu fatto per dare delle risposte compiute sul piano infrastrutturale ferroviario. La viabilità si è fermata totalmente. In 10 anni il centro-sinistra di Sorio, di Pigliaro e quello di Capellacci e Verdini non sono riusciti a realizzare un solo metro di 131. Anzi, in quei 23 chilometri tra Salluro e Serrenti, per 8 anni i cantieri hanno bloccato la viabilità della Sardegna, hanno precluso la dorsale principale viaria della nostra isola, hanno messo in piedi un cantiere infinito. 8 anni per fare 23 chilometri di strada e nemmeno un metro è stato realizzato. In quegli anni i sardi hanno perso 552 milioni di euro per percorrere una strada a 40 km all'ora, perdendo tempo, perdendo consumo di carburante, consumo di mezzi. Hanno fatto un disastro senza precedenti sul piano infrastrutturale della Sardegna, bloccando opere che erano state già avviate. Noi abbiamo scelto un percorso inverso, quello di mettere al di sopra di tutti gli interessi della Sardegna e dei sardi. Abbiamo cercato di ribaltare questo concetto e lo vogliamo proporre a tutti quei sardi liberi che hanno voglia di reagire. Se i sardi volessero scegliere di sposare ancora la destra e la sinistra, sappiano che lo fanno contro i loro figli. In questi anni il centro-sinistra e il centro-destra hanno dimostrato di non essere in grado di governare, hanno messo davanti a tutto gli interessi di quei poteri forti, l'ENI, l'Enel, la Tirrenia e l'Alitalia, ma anche Equitalia, il sistema bancario, che hanno vessato e continuano a vessare la Sardegna, le imprese, da quelle agropastorali a quelle artigianali. La Sardegna è messa in ginocchio dai poteri forti, da coloro che hanno per esempio gestito le banche, banche che sono nelle mani dei partiti, del PD così come quelli del centrodestra. È evidente che siamo di fronte a una scelta epocale per il futuro della Sardegna. Dobbiamo cioè capire se siamo in grado di reagire e di ribaltare questa situazione. Bisogna far ripartire l'economia con progetti concreti, seri, credibili, che possano essere dimostrati anche rispetto alle esperienze passate. Il primo grande progetto è quello di fare della Sardegna la più grande piastra logistica euro-mediterranea per le compagnie low cost. Dobbiamo collegare la Sardegna con almeno 50 città europee, mettendoci nelle condizioni di realizzare davvero un grande processo di riconversione turistica della Sardegna. Pensiamo di portare 20 milioni di presenze in Sardegna nel primo anno di governo. È un'operazione che si può fare guardando a quello che abbiamo realizzato, per esempio con le compagnie low cost nel 2001-2002, con un'operazione che oggi ci consente di portare in Sardegna 3 milioni e mezzo di passeggeri appunto con le compagnie low cost. L'obiettivo è quello di stanziare 100 milioni di euro, che sono una base di partenza, utilizzando questo contributo di co-marketing, che è quello che inventammo nel 2001, che consente di dare 10 euro alle compagnie aeree in cambio dell'arrivo di un passeggero in Sardegna. Quei 10 euro vengono pagati solo se quel passeggero arriva e se sta in Sardegna 4-5 giorni, spendendo, così come dicono tutti gli indicatori, 400-500 euro in Sardegna per la loro permanenza. Significa far ripartire l'economia, significa mettere in moto l'agricoltura, la piccola e media impresa, l'artigianato, il sistema lattiero-caseario, significa consumare i nostri prodotti, significa dare risposte in termini occupazionali. Gli alberghi non aperti 2 mesi all'anno, ma 8, 10, 12 mesi all'anno, creando un'economia legata al territorio, legata alle imprese locali, non ai russi o agli arabi di turno. Bisogna ripartire dal territorio, bisogna ripartire dall'interno, dalle zone interne alle zone costiere, bisogna far ripartire il turismo facendo arrivare più turisti. Se noi diamo un contributo di 10 euro di contributo co-marketing, per esempio, alle compagnie low cost, automaticamente la ricaduta fiscale per la regione sarà di 50 euro. Noi spendiamo 10 e incassiamo 50. Se investiamo, come vogliamo fare, 100 milioni di euro, vuol dire che noi incasseremo di entrate fiscali 400-500 milioni di euro. Significa sostanzialmente far ripartire le entrate, l'economia, far ripartire un sistema che genera un indotto straordinario sul piano occupazionale, sul piano economico. Questo progetto
progetto lo possiamo fare, gli unici che lo possono fare siamo noi, perché siamo lontani 1000 miglia dagli interessi negativi dell'Italia, che invece viene protetta dal centro-sinistra e dal centro-destra. Il nostro secondo grande progetto è quello di far ripartire un grande cantiere Sardegna, un cantiere infrastrutturale capace di recuperare tutti i gap infrastrutturali della nostra regione. Un progetto che può partire con il principio del giorno e notte, con i riflettori accesi sui cantieri, come facemmo nel 2001, 2002, 2003, a scapito di tutti coloro che invece volevano continuare a fare opere con tempi interminabili. Bisogna ripartire con il cantiere Sardegna giorno e notte, 7 giorni su 7, perché questo è indispensabile per dare opere importanti per la Sardegna sul piano ferroviario, così come quello viario o quello idrico, mettendoci nelle condizioni di recuperare immediatamente tutti i ritardi della nostra regione e della nostra terra. Tutto questo è fattibile, perché abbiamo già dimostrato di poterlo fare, a differenza di quanto ha fatto in questi ultimi 10 anni il centro-sinistra e il centro-destra al governo della Sardegna. Nemmeno un metro lineare di strada, nemmeno un'opera pubblica realizzata, un disastro economico, un disastro occupazionale senza precedenti. Questo cantiere noi lo possiamo realizzare immediatamente, ci sono le risorse finanziarie, basta pensare a tutti i ribassi d'asta, per esempio la Sassari-Olbia costa 1 miliardo e 200 milioni di euro, ha ricevuto un ribasso medio del 30%, quindi significa recuperare 300 milioni di euro, tutti i soldi accantonati nel bilancio della regione, oltre 600 milioni di euro non spesi per opere infrastrutturali. Penso ai 300 milioni di euro che giacciono nel bilancio dello Stato, che non vengono assegnati alla Sardegna perché non ha saputo spendere quelli che aveva. Penso ai 600 milioni di euro disponibili sui fondi dello sviluppo regionale per quanto riguarda i fondi comunitari. Penso alla contrazione di un mutuo di 1 miliardo di euro con la Banca Europea degli Investimenti che potremo pagare 3 anni dopo a tassi di interesse della Banca Centrale Europea, ovvero quelli più bassi. Possiamo cioè rimettere in marcia la Sardegna senza perdere altro tempo, recuperando il tempo perduto dal centro-sinistra e al centro-destra, che sono stati fallimentari sotto ogni punto di vista. Il nostro terzo grande progetto è quello di riqualificare la Sardegna. Dobbiamo dismettere questa logica di questi ultimi 10 anni nefasti che hanno bloccato la Sardegna, hanno bloccato l'edilizia, hanno bloccato lo sviluppo economico, hanno bloccato lo sviluppo turistico. Bisogna ripartire da un concetto diverso rispetto a quello che ha caratterizzato questi ultimi anni. Noi pensiamo per esempio che vada cancellata la logica delle volumetrie, la logica dei metri cubi, della quantità. Bisogna sposare la logica della qualità. In una terra come la nostra, così importante sul piano ambientale e naturalistico, non serve la quantità, serve la qualità dell'investimento, dell'insediamento, della capacità di tutelare l'ambiente creando quelle condizioni perché l'uomo e i sardi siano protagonisti. Non si possono fare i piani paesaggistici come sono stati fatti in questi anni in funzione degli amici e degli amichetti, degli arabi o dei russi. Bisogna fare i piani paesaggistici tutelando la Sardegna, tutelando l'interesse primario dello sviluppo economico e dell'ambiente. Questi due elementi devono essere sinergici, bisogna metterli in correlazione, bisogna far camminare di pari passo sia lo sviluppo economico che la tutela dell'ambiente. Questo lo possono fare soltanto coloro che hanno al di sopra di tutto l'interesse primario della Sardegna e dei sardi. Da questo punto di vista promuoveremo una prima grande azione che sarà quella della modifica automatica della destinazione d'uso degli immobili inutilizzati. Se nei piccoli paesi della Sardegna ci sono residenze che non possono essere più utilizzate per essere abitate, bisogna cambiare la destinazione. Si possono fare alberghi diffusi, bed and breakfast, bisogna fare piccoli laboratori artigiani, cioè bisogna recuperare la vivibilità e l'attrazione verso i piccoli paesi della Sardegna, ma nelle grandi città dove ci sono grandi insediamenti industriali, dove ci sono insediamenti militari, dove ci sono strutture che sono abbandonate e che comunque non hanno più quella funzione originaria, devono essere modificate le destinazioni d'uso, senza perdere decenni di burocrazia che blocca lo sviluppo economico e che non crea quel ruolo dinamico dell'economia e dell'urbanistica. Questo grande piano avrà un articolo unico, destinazione d'uso modificata automaticamente rispetto a un range che noi stabiliremo appunto per la riconversione di questo patrimonio abbandonato. Niente più tuguri, niente più abbandono nelle nostre città e nei nostri paesi. Il quarto grande progetto che noi mettiamo in campo è quello che riguarda l'agricoltura, l'agropastorizia, la capacità di trasformare questo settore in crisi, indebitato, invece in un grande volano, un grande orizzonte di sviluppo per la Sardegna. Dobbiamo togliere innanzitutto le aziende agricole dallo strozzinaggio delle banche, quelle che hanno il nome di Sardegna ma che dipendono dall'Emilia Romagna, o da Equitalia, l'altro strozzinaggio di Stato contro le aziende
aziende agricole della Sardegna. Bisogna reagire, bisogna togliere queste aziende dall'indebitamento, bisogna creare un polo bancario sardo che sappia sostanzialmente sottrarre dai ricatti bancari queste aziende. E dobbiamo fare un patto d'azione tra le aziende agricole e agropastorali della Sardegna e il sistema bancario sardo, quello che noi vogliamo realizzare, creando condizioni per salvare le imprese sul piano dell'indebitamento, ma nel contempo per imporre e per porre un patto d'azione che sappia migliorare la qualità e l'efficienza delle aziende agricole della Sardegna, che sappia sposare filiere produttive unitarie, che sappia razionalizzare il sistema agricolo, che sappia migliorarlo sul piano culturale, sul piano delle tecniche, della microirrigazione, della capacità di dare risposte puntuali a tecniche culturali che devono essere le più moderne e le più evolute. Bisogna svuotare gli uffici dell'assistenza tecnica, bisogna rimandare i tecnici in campagna, fare un'assistenza diretta, vera. In questi anni il bilancio della regione è stato per il 90% destinato alle agenzie e soltanto il 10% agli agricoltori. Tutto questo va ribaltato, va cancellato, una gestione clientelare dell'agricoltura che ha provocato danni e ha creato davvero un disastro economico. Dobbiamo cancellare quella nefasta gestione di questi ultimi 10 anni che ha consentito di disperdere 600 milioni di euro inseguendo la Blue Tongue e la peste suina africana. Abbiamo visto settori dell'agricoltura drammaticamente abbandonati dalla regione, quella di centrosinistra e di quello centrodestra. L'agricoltura può diventare, deve diventare di nuovo il perno fondamentale dello sviluppo della nostra regione. Ma insieme a questo noi vogliamo fare un grande piano, quello della burocrazia zero. Noi siamo convinti che si possa cancellare la dipendenza dalla burocrazia, che è il più grande freno allo sviluppo economico della nostra terra. Altri parlano di burocrazia, ma non spiegano come. Noi abbiamo messo in campo una soluzione straordinariamente importante che ci farà essere motore dello sviluppo, che ci metterà in condizioni di essere apripista a livello europeo su una scelta che è quella appunto della burocrazia zero. Come fare? Se ogni progettista, ogni professionista, che sia ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, perito agrario, agronomo, che appone un timbro professionale su quel progetto e ne risponde sul piano civile e penale, noi faremo una legge di un articolo unico che dirà sostanzialmente che tutti questi tecnici potranno avvalersi anche della responsabilità del procedimento amministrativo. Il progetto il primo giorno che viene presentato è di fatto approvato. Bisogna razionalizzare tutto questo, bisogna mettersi nelle condizioni di creare una diretta dipendenza tra il cittadino e le istituzioni. Bisogna abbattere la burocrazia e questo si può fare perché abbiamo già dimostrato di poterlo fare. Così come noi cancelleremo tutte le liste d'attesa. In Sardegna servono in questa sanità gestita in malo modo, dal centro-sinistra e dal centro-destra, in modo affaristico, pensando più alle funzioni clientelari di amici e di amichetti piuttosto che alla salute dei sardi. Basti pensare ad alcuni dati. In Sardegna ci sono ospedali che hanno bisogno di 590 giorni di lista d'attesa per una coloscopia, 280 giorni per una mammografia, 170 giorni per un elettrocardiogramma. Tutto questo è la sanità che ci hanno regalato Soro e Pigliaru, Capellacci e Verdini. Dobbiamo ribaltare questo concetto, dobbiamo fare un'azione che noi abbiamo chiamato sanità H24. Tutti questi macchinari che sono costati milioni di euro non devono funzionare 3 ore al giorno, devono funzionare 24 ore al giorno, sino a quando tutti i sardi non avranno il diritto di poter avere una visita fatta in giornata, perché se qualcuno ha un sospetto tumore non può attendere nemmeno un'ora, deve avere le risposte immediate e questa sanità nefasta deve essere cancellata. Bisogna rimettere al centro il medico e il paziente e non la politica e la burocrazia. Da questo punto di vista rilanceremo un grande piano strategico per le università. Dobbiamo decentrare l'università su quei poli, di quelli turistico, quello forestale, quello della scienza dei materiali. Dobbiamo fare delle università il grande perno, la grande dorsale per la crescita economica della Sardegna. In questi anni i fondi per le università sono stati tagliati, le scuole sono state chiuse. Dobbiamo rimettere in campo quelli che gli americani chiamano street walker, dei camminatori della cultura. Dobbiamo riportare nei piccoli paesi l'insegnamento dell'inglese, del sardo, l'insegnamento dell'informatica, la capacità di far elevare la cultura del nostro popolo. Questa è una grande sfida che noi vogliamo mettere in campo, sapendo che al centro di tutto ci deve essere la Sardegna e i sardi. Pensiamo a un grande progetto culturale per la Sardegna, partendo per esempio da quella grande, straordinaria civiltà nuragica che molti di noi hanno cancellato. Noi siamo una grande civiltà megalitica che ha una storia di 3500 anni fa, è l'unica e la più importante nel Mediterraneo. Dobbiamo metterci nelle condizioni di rivalutarla, di valorizzarla
per renderla economicamente utile, per creare un progetto straordinario. Io vorrei che ognuno di voi provasse a spegnere per un attimo la Sardegna e accendere quei 7000 nuraghi, fare una fotografia satellitare e capire dall'altro che cosa è la Sardegna. Una grande civiltà che può essere spesa nel mondo come una delle più grandi civiltà megalitiche, che può attrarre molti più turisti di quanti ne siano mai arrivati in Sardegna, che può creare migliaia di posti di lavoro, che può creare occupazione e sviluppo. Il popolo nuragico era un popolo che triangolava con le stelle, che costruiva i nuraghi megalitici 3500 anni fa, e noi abbiamo sottovalutato questa grande opportunità. Dobbiamo rimetterla al centro, perché è proprio dalla storia, dalla cultura, dalle nostre radici che possiamo trovare la linfa vitale per il nostro futuro. Dobbiamo mettere al centro di tutto l'ambiente che deve vedere per l'uomo protagonista. Dobbiamo governare noi il sistema venatorio, dobbiamo essere noi protagonisti del governo del nostro ambiente. Dobbiamo cioè rimettere a correre la Sardegna libera, la Sardegna dei sardi. Occorre cambiare, occorre reagire, occorre togliersi il paraocchi dei partiti nazionali. Bisogna pensare alla Sardegna e ai sardi. Loro a Roma, così come a Cagliari, hanno pensato soltanto agli affari di Tirrenia, all'Italia, Eni ed Enel. Hanno dimenticato l'interesse primario della Sardegna, hanno votato contro la Sardegna in Parlamento e hanno votato contro la Sardegna in Consiglio regionale. Bisogna reagire, bisogna rimettere al centro di tutto la Sardegna e il nostro popolo. Dobbiamo pensare ai nostri figli. Votare il centro-sinistra e il centrodestra è un voto cancerogeno, un voto dannoso per la Sardegna. Il voto utile è quello dato a quella coalizione del popolo sardo che noi rappresentiamo, a quella forza politica che noi vogliamo mettere al centro dello sviluppo economico della Sardegna. Vogliamo cioè ribaltare il concetto, non più destra e sinistra, ma al centro di tutto l'interesse del popolo sardo. Se i sardi capiranno questo, la Sardegna potrà essere rimessa in marcia. Da una parte c'è la certezza, e la certezza del fallimento di questi ultimi 10 anni, che hanno provocato 80.000 disoccupati, hanno creato il blocco totale dell'economia. Dall'altra c'è una speranza, quella che noi vogliamo costruire, quel voto di cambiamento che può darci davvero una grande opportunità per rimettere in moto la Sardegna. Io personalmente ho fatto questa scelta di rompere col sistema nazionale dei partiti, perché mi sono reso conto che dentro quei partiti si pensava tutto fuorché all'interesse della Sardegna. Li ho combattuti votando, come ho detto, 1200 volte contro le indicazioni del partito per difendere la Sardegna e i sardi. Ma ho maturato questa scelta quando sono stato nel luglio scorso sul Monte Zebbio, a 1600 metri di quota, dove è stato realizzato un cimitero dei fanti della Brigata Sassari, dei cosiddetti Diavoli Rossi. E lì ho pensato a quei tanti giovani che hanno perso lì la vita per la patria, per il senso dell'altruismo, per combattere per la patria e anche per la loro terra. In quell'occasione ho riletto alcuni passaggi dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Orlando, che rivolgendosi ai fanti della Brigata Sassari, ai reduci, aveva detto: «Sento il dovere di inginocchiarmi davanti a voi che siete l'esempio più fulgido dell'esercito italiano. La Sardegna sarà ripagata, il popolo sardo sarà ripagato di questo vostro sacrificio». In realtà non c'è stato nessun tentativo di ripagare quel sacrificio e quelle vite umane. La Sardegna oggi è in queste condizioni perché lo Stato si è dimenticato della nostra terra. E tutti noi però abbiamo il dovere di riconoscerci come responsabili, di non aver dato di più per gli altri. Dobbiamo fare una sfida politica, sostanziale, dobbiamo unire i sardi, non dobbiamo dividere, dobbiamo metterli davanti a un progetto economico straordinario che può far ripartire la Sardegna, pensando che questo è un popolo coraggioso, un popolo orgoglioso, che può avere la forza, la capacità, l'intelligenza, le risorse umane, quel capitale umano che noi dobbiamo mettere a correre, che siano i giovani o meno giovani, che siano gli anziani. Questa è una terra che ha un grande potenziale, un potenziale naturalistico, un potenziale ambientale, un potenziale nella sua storia e nella sua cultura. Non disperdiamo tutto questo, cogliamo questa occasione che è unica di ribaltare la storia della Sardegna. Dobbiamo metterci nelle condizioni di crederci. Io quello che mi sento di dirvi a poche ore dal voto è: credeteci, crediamo nella possibilità di cambiare davvero le sorti del nostro popolo, della nostra terra, rimettendolo in marcia. Io ho governato per soli 20 mesi, e in quei 20 mesi il prodotto interno lordo della Sardegna era stato quello doppio rispetto a quello nazionale. La disoccupazione è crollata di 6 punti in percentuale, realizziamo grandi opere e grandi infrastrutture. I poteri forti anche allora interruppero la mia esperienza. Io vi chiedo di poter ripartire da lì, di ripartire con quello grande slancio per una Sardegna che può crescere, può essere migliore, può essere davvero la Sardegna dei sardi. Grazie per il vostro sostegno, grazie per il vostro aiuto per cambiare la Sardegna. Forza Boris! Ma consentitemi di dire che come sardi
sardi avessero nel cuore, nella coscienza, nella passione civile il vostro esempio, la Sardegna davvero potrebbe contare su questo vostro urlo straordinario che è Forza Avanti. Da questo momento questa nave e questo ponte è occupato. Una regalia alle lodi, a partire da quelle napoletane, a scapito della Sardegna e dei sardi. Serve un tavolo che decida di togliere alla Tirrenia dei soldi che sono della Sardegna e sono della continuità territoriale. Favore dello Stato italiano alla Sardegna, è un diritto naturale, universale, che la Sardegna deve vedere riconosciuto. Alle 21:30 sarebbe dovuto partire oggi l'aereo che collegava Milano con Cagliari, l'Alitalia lo ha cancellato, ha reso ancora più isolata la Sardegna. Vi è un provvedimento marchiato Alitalia, scritto da rappresentanti del governo, che sono l'emanazione diretta di Alitalia nel governo, che punta a cancellare le compagnie low cost del nostro paese. La marcia per il metanodotto è un'operazione verità. Così l'ha definita il deputato Mauro Pili, che da oggi fino a domenica attraverserà 38 comuni dove passerà il gasdotto. Si è chiusa a Olbia la maratona del deputato Mauro Pili e del comitato Pro Galsi, che ha toccato 38 comuni in cui si è parlato del gasdotto. L'onorevole Pili ha un invito dei minatori. Mauro, te la senti di venire con noi? Chi vuole essere con noi è qui. Noi percorreremo tutta la 131 perché questa proposta di legge si chiama PARIS, vuol dire Piano Attuativo d'Equilibrio Insulare della Sardegna. Energia e trasporti tra i temi forti affrontati, ma anche zona franca integrale, intesa però come fiscalità di equilibrio più che di vantaggio e con una copertura finanziaria ritenuta necessaria. Mauro Pili alza il livello del confronto. La Sardegna con 50.000 firme può fermare Equitalia. Sulla proposta di legge di Mauro Pili siamo già a 40.000 raccolte da firmare. Il Ministero pensa di trasformare la Sardegna in una Cayenne mafiosa, crediamo che questo non sia assolutamente. Io posso prendere un impegno di mettere al di sopra di tutto, al di sopra dell'interesse della mia carriera personale, al di sopra dell'interesse di partito, di maggioranza o anche delle stesse istituzioni, l'interesse primario più alto della Sardegna. Questa alle mie spalle è una fortezza, facciamo diventare questa grande fortezza la fortezza del popolo sardo, che possa dare futuro ai giovani sardi e possa dare alla Sardegna quella dignità, quella libertà che la Sardegna merita. Con Mauro Pili rimettiamo in marcia la Sardegna. Vota Unidos con Mauro Pili presidente.